Sono il vostro Riccardo Trombetta. In questa giornata uggiosa purtroppo sono finito sotto un ponte. E che ponte? Questo ponte qua, vedete? C'è stato segnalato dalle persone che abitano in questa zona perché è messo un po' maluccio, e soprattutto dopo i fatti di cronaca del crollo del cavalcavia sulla Milano-Lecco, sicuramente le persone di questa zona sono un po' preoccupate, e sicuramente con tutta questa pioggia diciamo che l'aspetto non è sicuramente dei migliori. Abbiamo visto che c'erano problemi, che c'erano ferri fuoriusciti dall'impalcatura, e quindi abbiamo sollevato questo problema. Abbiamo fatto dei video, abbiamo fatto delle foto e abbiamo inviato all'ANAS e al prefetto di Agrigento, e l'ANAS ci ha risposto dicendo che sono monitorate, che la situazione è sotto controllo, ma a noi non ci sembra assolutamente sotto controllo. Possiamo dire che appunto questo ponte non ha un bellissimo aspetto. No, non ha un bellissimo aspetto. Il fenomeno a cui assistiamo è un classico fenomeno di degrado del cemento armato che, come tutti i materiali, invecchia, e l'invecchiamento è tanto più rapido quanto più aggressivo l'ambiente in cui si trova. Qua siamo a pochi passi dal mare, e quindi è chiaro che il fenomeno si è accelerato e ha determinato dei degradi evidenti sia nella parte sommitale dell'arco che nella zona dove scaricano l'arco, quindi nella zona dove si ha la massima compressione. Qui si evidenziano dei ferri che sono ormai rotti a causa della corrosione, e questi ferri però hanno un ruolo molto importante, che è quello di contenimento del calcestruzzo. Da ANAS o da ente gestore mi preoccuperei di fare studi più approfonditi e verificare quello che è l'effettivo carico che oggi il ponte può portare, che sicuramente non è quello per cui è stato progettato originariamente. Da quanto ho capito hanno fatto i rattoppi di cemento armato, che però fondamentalmente hanno già ceduto, se non sbaglio. Qui hanno fatto degli interventi di ripristino, si è cercato di ricostituire lo strato di calcestruzzo superficiale, quello che doveva proteggere le armature, però il fenomeno va avanti ed è testimoniato dalle nuove lesioni presenti. Ma direttore, noi siamo andati a vedere questo viadotto Spinola, ecco, sembra messo maluccio, però volevamo avere qualche conferma, qualche rassicurazione proprio da lei, da voi, dall'ANAS della Regione Sicilia. Senta, per quanto riguarda il viadotto Spinola, è un viadotto che è continuamente monitorato. Abbiamo già programmato degli interventi di sistemazione per il 2017. Perfetto, quindi allora, direttore, noi la ringraziamo. Sicuramente vigileremo anche noi sulle effettive realizzazioni e interventi manutentivi che voi prontamente avete detto che farete. Per il momento quindi possiamo tranquillizzare gli abitanti che passano sopra e sotto il ponte. Sì. Per il momento è tutto, dal vostro Riccardo Trombetta, sempre pronto a dare fiato alle ingiustizie.